Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia nella 42esima ed ultima giornata di Serie B-Win, gara che non ha più niente da dire per Albino Leffe e Torino che conoscono già il loro futuro, Granata che ritornano in Serie A, Bergamaschi che scendono in Lega Pro. Pala schiera i suoi con Coco unica punta, mentre ampio turnover di Ventura arbitra il Ratti di Pescara per questa ultima fatica del campionato di Serie B-Win. Subito Torino in attacco e il cross di Verdi, la girata di Sgrigna, si salva Offredi aiutato anche dalla traversa dopo neppure 50 secondi di gara. Rivediamo la traversa colpita da Sgrigna sulla deviazione di Offredi, ancora il Torino che parte fortissimo, girata di Antenucci, blocca a terra ancora il portiere dell'Albino Leffe, ma partenza subito forte dei Granata. Corner per il Torino, sul primo palo arriva il colpo di testa di Darmian, per poco non arriva nella deviazione successiva poi D'Ambrosio. Contropiede da parte dell'Albino Leffe, sponda che viene effettuata poi da Cristiano per la conclusione deviata sul tiro di Cocco, calcio d'angolo per i bergamaschi, prima azione dei padroni di casa. Ci prova sul fronte opposto il Torino e Masiello che controlla, lascia partire questo sinistro alto sopra la traversa della porta dell'Albino Leffe. Un Torino che continua ad essere padrone del gioco con Sgrigna che controlla, gran tiro e palla alta sopra la traversa, ancora con Offredi che alza sopra la propria traversa mettendo in calcio d'angolo. Rivediamo l'ottima conclusione di Sgrigna, l'intervento di Offredi che ancora una volta alza la traiettoria della conclusione del giocatore Granata. Cross di Sgrigna e poi colpo di testa di D'Ambrosio, palla a lato, ancora Torino, solo Torino in questi primi 45 minuti di gara e poi Verdi che ci prova con un sinistro che termina a lato, nessun problema per il portiere Offredi. Poi c'è questo infortunio a Succiu che cade a terra, per lui distorsione al ginocchio, è costretto ad uscire in barella. Al suo posto entra Vives. Si conclude così il primo tempo sulla 0-0, si riparte nella ripresa con lo stesso copione. Il Torino che parte in avanti ancora con Verdi, fa tutto da solo, bella girata di sinistro, respinge ancora Offredi, libera la difesa dell'Albino Leffe. Poi questa conclusione che termina a lato, un'incursione di Di Cesare che rivediamo che conclude poi di destro. Offredi vola, palla fuori misura di poco. Ancora Torino con Offredi che esce però in anticipo sul tentativo di incursione di Antenucci. Partenza comunque fortissima dei Granata anche nella ripresa. Verdi, poi Antenucci e Verdi la sua girata con il pallone messo ancora una volta in angolo. Verdi per Antenucci, Antenucci in mezzo, Sgrigna e poi si salva in questa occasione Offredi. La conclusione era questa volta di Antenucci e poi il Toro con Antenucci in mezzo. La chiusura di Offredi, la possibilità ancora per il Torino di rendersi pericoloso, calcio d'angolo battuto da Surraco, la girata di Antenucci sull'esterno della rete, non lontano dal palo della porta Granata. Si vede anche l'Albino Leffe, punizione di Cocco e palla che sfiora lo specchio della porta Granata. Chiusura con il Toro ancora in attacco con il colpo di testa del solito Antenucci sul cross di Surraco, alto sopra la traversa. Finisce così 0-0 tra Albino Leffe e Torino. Albino Leffe che chiude a 30 punti all'ultimo posto, il Torino raggiunto 83 dal Pescara, chiude però al secondo posto per la miglior differenza reti complessiva degli abruzzesi.